Bentornati al nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. L'alta pressione molto dominante sull'Europa contraddistingue il tempo sull'Italia portando numerose nebbie e foschie con temperature minime in pianura pensate anche sotto i 5 gradi sono registrate nel corso di questi giorni soprattutto sulla Val Padana centro-occidentale e temperature massime che in pianura si attestano sotto i 15 gradi, diversamente in quota dove si superano anche i 15 gradi, quindi inversione termica classica che ci accompagnerà nel corso dei prossimi giorni fino almeno la giornata di venerdì, con temperature che sulla Val Padana si manterranno fino a 16 gradi in temperature massime, al centro discorso diverso anche fino a 18 gradi, al sud superiori ai 22 gradi. Cambierà il tempo però nel corso dei prossimi giorni e quindi vediamo subito da questa mappa nella giornata di giovedì come l'anticiclone contraddistingue il tempo stabile su gran parte della nostra penisola, dominante soprattutto sul nord Europa, ma avremo l'insidia di un'area di bassa pressione che si collocherà sul Nord Africa, che porterà già dei primi piovaschi soprattutto sulla Sicilia e sulla Sardegna, precipitazioni soprattutto a Malta, e in questo caso le precipitazioni saranno molto più diffuse su quest'area. Sul resto dell'Italia risentiremo di un aumento della nuvolosità, soprattutto nella giornata di venerdì, quando sempre delle correnti più fredde di matrice russa polare si avvicineranno verso la penisola per portare un cambiamento a partire dalla giornata di domenica, e questo contraddistinguerà poi il tempo a partire dalla prossima settimana. E come possiamo vedere l'area di bassa pressione continuerà a scendere verso sud-est, quindi verso il Nord Africa, e di conseguenza consentirà comunque un continuo sviluppo di possibili rovesci, soprattutto nelle ore pomeridiane sulla Sicilia. La Sicilia, l'isola più colpita nella giornata di venerdì dai fenomeni comunque a carattere moderato e più intensi, in modo particolare su quella meridionale. Si verificheranno delle piogge comunque in mare aperto, non avremo delle precipitazioni sul resto delle regioni tirreniche e anche sulla Sardegna, qualche debolissimo piovasco ma proprio di debole intensità. Il resto del nord Italia vedrà tante nebbie in Val Padana, più soleggiato in quota, e discorso insomma sempre solito per quanto riguarda le regioni del nord e anche quelle adriatiche. Condizioni che porteranno poi nel weekend a un'instabilità mediterranea più accesa, quindi si intensificherà l'instabilità, si manterrà comunque sempre sul Nord Africa la vera e propria instabilità, e sulle isole maggiori, in modo particolare nella giornata di sabato, quando le piogge diverranno sempre più frequenti, soprattutto sulla Sardegna. Nulla di fatto invece sul resto d'Italia, non avremo particolari conseguenze, sarà un aumento anche qui delle nubi sul versante tirrenico, ma sempre le nebbie e le foschie domineranno anche persistenti sulla Val Padana, specie quella centro-occidentale. Poi avremo nella giornata di domenica un'intensificazione dell'instabilità, pensate, sulla punta della penisola, quindi sulla Puglia e quindi sul versante ionico, per l'arrivo di un impulso un po' più freddo dai quadranti orientali che porterà alla possibile formazione di un minimo di bassa pressione. In questo caso da verificare, perché potrebbe interessare appieno anche la Puglia come anche la Calabria, di qualche precipitazione a carattere anche temporalesco, con un notevole calo delle temperature con massimi sotto i 20 gradi. Insomma, cambierà il tempo. Lo abbiamo visto anche da questa grafica che fa vedere nella giornata di domenica come le precipitazioni saranno distribuite in modo particolare su quell'area. Qualche piovasco pomeridiano potrà ancora insistere sulla Sardegna. Insomma, questa rivoluzione meteo dal punto di vista precipitazioni nel corso dei prossimi giorni, ovviamente qualcosa può cambiare, ma appare molto probabile questo scenario. Vi ricordo di rimanere come sempre aggiornati iscrivendovi al canale.